dell'avamposto Rialto, mi sentite? Se no venite più avanti, c'è anche posto qua. Benvenuti all'avamposto Rialto, vedo alcune facce nuove, mi fa molto piacere, anche Fabio che ringrazio anticipatamente. Noi dell'avamposto Rialto siamo un gruppo di amici e di appassionati di tante cose, non solo Venezia, anche il Veneto, anche la cultura, la storia della città, la vita della città. Ci troviamo qua sempre, diciamo, tra la primavera e l'autunno, tutti i lunedì dalle 7 alle 8 sempre, per parlare di tante cose, come appunto è il caso stasera con Fabio, tantissime cose, storia, cultura, facciamo anche musica, danza, eccetera. Sempre dalle 7 in poi di ogni lunedì. Se siete interessati quindi a seguire le nostre iniziative, date a quel bravo ragazzo là in fondo che alza la mano, Enzo, ecco, date a Enzo la vostra posta elettronica e ho lui che è puntuale, lui è di origini svizzere, quindi lui è puntualissimo, ogni giovedì sera, venerdì mattina, diciamo, quel periodo lì, vi farà sapere quello che facciamo il lunedì successivo. Le prossime 2 settimane abbiamo 2 libri molto interessanti, uno su Venezia e uno su Pasolini, quindi, e poi faremo un po' di pausa, ma da fine agosto riprenderemo il nostro programma e abbiamo tante cose interessanti. Ringraziamo tantissimo quest'anno Fabio Busetto che è all'interno di una serie, siamo veramente molto fortunati quest'anno, di ospiti interessantissimi, Fabio è l'ultimo di una lunga serie di ospiti veramente molto interessanti. Mi ha spiegato che lui è proprio un doppio appassionato e esperto della cucina veneziana, ma non solo, giusto? Cucina veneziana vista invece in una prospettiva mediterranea, internazionale. Ha proprio studiato queste cose e poi porta nella vita, diciamo, non solo nello studio come facciamo magari noi ricercatori che siamo sempre lì nei piccoli posti, lui invece porta in giro dappertutto la sua passione, la sua ricerca e ci viene a parlare di una cosa che, come alcuni di voi vi sanno, è importantissima non solo per Venezia, non solo per l'Italia, ma per tutto il Mediterraneo, no? I liquori basati sull'anice, che è una delle forse cose più comuni in tutto il Mediterraneo in assoluto. Ecco, il Nord Africa non lo so, te lo chiederò, ma senz'altro il Mediterraneo settentrionale. Quindi Food Explorer, proprio lo dice la parola stessa, come direi non solo esploratore ma ricercatore del cibo, no? Tu ti paragonavi a un archeologo, ecco, come un archeologo quindi che va a scoprire anche nei posti meno magari evidenti o meno conosciuti e che ci parlerà, ecco, il tipo di ricordo, semplicissimo. Fabio Busetto, Mistral, grazie.